veloce. Dai, dai, dai. Simon, velocissima. Dai, vieni Simon. Brava. Ciao. Simon, veloce, velocissima. Ciao, bellissima. Vieni, Simon. Dai. Vieni patata, vieni. Vieni Simon. Sì, certo che puoi. Ma sei matta. Sei una matta. Ciao, bellissima. Vieni. Dai, vieni a mangiare. Vieni. Simon. Dai, vieni. Ma vieni a mangiare, no? Non stare in mezzo strada, Simon. Simon. Dai. Vieni. Dai. Vieni, principessa. C'è odore di bue grasso. Certo. Vieni, Simon. Dai. Vieni, vieni. È tornata Simon. L'ho vista di sfuggita che ha attraversato la strada, non la statale, questa qua sotto. E allora l'ho chiamata e mi ha risposto subito. Dalla macchina l'ho chiamata, mi ha risposto e mi ha seguita fino a qui. Io con la macchina e lei dietro di me. Le ciabatte sono da buttare, Ecco, però è, a parte paurosa, ha un pelo molto bello, cioè nel senso è bello folto, bello, cioè sta bene. Simon, dai, brava. Vieni, non è abituata a tutti sti rumori della lavatrice, non si ricorda più, poretta. Ecco, brava amore. Sei fortunata che non ci sia bue grasso, guardate come mangia. Mangia, mangia, che poi arriva bue grasso. Che strano che non sia qua a quest'ora, È la lavatrice, amore, che fa rumore. Sì, è la lavatrice. Tu mangia. Simon. Piccola Simon. E voilà. Pronta. Modalità pittura. E vado a pitturare, a dare la seconda mano alla parete che ho fatto ieri. Non è venuta bene, è piena di segni, ma è una cosa oscena. Però amen, oggi proverò a dare un po' meglio il colore. In alcune parti è venuto bianchissimo bello e in altre sembra che io non abbia dato neanche colore. Vabbè, adesso vedo cosa combinare quest'oggi. È meno 20 alle 3, quindi dai, un'oretta e mezza secondo me. Io me la prendo molto con calma a fare questo lavoro, non è che faccio tutto di fretta, vado con calma, tanto tempo ne ho tutto il pomeriggio, quindi non ha senso andare di fretta a fare queste cose, che poi vengono male. Io sono andata con calma ieri, ma è venuto male lo stesso. Oh, va bene, dai, va bene lo stesso. Comunque ai gatti piace tantissimo avere due tiragraffi qua, ma cioè ieri ci hanno dormito tutto il giorno qua sopra, su questo qua, non quell'altro, su questo. Solo che qua dà fastidio perché la porta non si può aprire del tutto, ma lo adorano. Cioè passano le ore qua a guardare di fuori, a dormire. Cioè, boh, una scoperta è stata, però non rimarrà lì. Oh, la mia stanza creativa. Cioè, li vedete i segni? Guardate qua sotto. Un disastro, un disastro. Adesso vedo di sistemare la faccenda. Ciao ciao. Quindi mi sono dipinta anche io un po' di bianco ovunque. Oddio. Sembra un po' meglio. No, vedete che è rimasta sta riga? Eppure io passo ovunque uguale. Però è rimasta quella riga, dovrò dare una terza mano. Sì, perché è rimasto proprio quel segno. Non è semplice pitturare casa. No.
Dopo questa posso dire non è semplice pitturare casa. Adesso mi è avanzato un casino di pittura, il problema è che ce l'ho nel secchio, devo rimetterla nel secchiello. Come faccio? Non lo so. Prendo una spatola di quelle della cucina? Perché sennò va buttata quella, io non posso buttarla, costa tantissimo. O ci faccio un'altra mano ai contorni delle finestre, dopo diventano 3, forse sono troppe 3, perché questa pittura è bella corposa. Secondo me sono troppe 3. Comunque secondo me dovrò dare un'altra mano a questa parete perché non va bene così. Quindi prima di togliere tutto l'ambaradan per terra, aspetto. Lì, hai tutti gli occhietti sporchi. Senti se ti piace il caffè latte? Non ti piace? No. Acquisti strani e dove trovarli? Qua. Qua. La fontana per la fontana. Ah, energia solare. Si sta molto molto bene oggi. Finalmente una temperatura gradevole. Wally? Ehi Wally? Qui c'è legna, preparazione legna in corso. Che bene che si sta. È bellissimo. È veramente bello il clima così. Lo adoro, ho messo dei pantaloncini corti di Piazza Italia dell'anno scorso mi pare. Sì, hanno la vita altissima e mi è molto larga la vita, vabbè, meglio così. Ciao amici belgi. Ciao Leonessa. Ah, ciao bellissima. E come sei bella. Bella Leonessa. È bella Leonessa, vero? Sì, bella Leonessa. Sì, molto bella. Leonessa. Ehi, maionese. Ma che bella. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Leonessa. Ciao. Ciao. Ciao micio beige. Che relax, eh? Su in poggiolo c'è anche Alfa. Prima piangeva disperato perché io ero qua giù e mi sentiva parlare e era disperato. Allora poi sono andata su, mi sono fatta il caffè latte e sono tornata qui. E sono riscesa, lui è in poggiolo tranquillo, sbaccato sul pavimento, sul cemento. Wally? Hai già mangiato i crocchini, eh? Tu e Silvano. Diamo anche 2 crocchi a Leonessa. Dove sei? Oh, divano! Ma tu li hai mangiati i crocchini? Tu non provazioni però. Fufi? Ma Fufi? Ciao Max, ciao gatto con gli steve, ciao Leonessa e Fufi sulla coperta. Questa mattina il tempo era spettacolare.
questo è il tempo di adesso. Piove. Vabbè. Pepe, ciao, prendi un po' di aria. Devo pulire anche il poggiolo, che là per terra è tutto sporco. Sono stata io a far casino. Amore. Ecco, ho pulito quello, ho pulito il tiragraffi. Non ho pulito questo. A parte che questo è da cambiare, da lavare. Mi sono dimenticata. Ho fatto tutto tranne che quello. Comunque, appunto, stamattina il tempo era bellissimo. Bello, bello. Poi c'era anche caldo una certa. E poi, come al solito in montagna, il tempo cambia a pomeriggio. Io bevevo il mio caffè latte di questa mattina perché non sono riuscita neanche a berlo tutto. Strano. Come sempre. Cioè, quale novità? Oggi ho dato la terza mano con la parete, non è venuta bene, ma lascio così. Tanto siamo noi che ci stiamo qua, nessuno deve entrare a vedere. Ho finito queste due pareti, manca tutto il resto, però ho deciso di ricomporre la stanza per il momento. E nuvoloni da pioggia, perché pomeriggio pioggia ne ha fatta. Vado a fare la cena.